carcere la Maria Marini. Ma di cosa può essere colpevole Maria Marini? Di aver fatto la cultura veneta nel nostro territorio, di aver fatto torte, di aver portato la testimonianza sua, della sua famiglia, della sua persona. Queste persone, questi artigiani, che colpa hai? Fabio, grazie di essere qua. Bravo Fabio! Grazie tante a Gianluca Busato, a Panto, a tutti quei che in questi mesi in prima persona si è esposto e rischiano la repressione di uno Stato canaglia, altro che Corea del Nord. Ciao indipendenti! Che sia chiaro Roma che stasera qua non è l'oratorio, gliene uomini e donne libere in piedi, che non gli ha più paura. Chi ha messo in prigione i patrioti veneti? Siamo un popolo sfortunato e anche un popolo fortunato, perché siamo l'unica regione d'Italia a avere i patrioti e avere l'impresa italiana, l'unica che si alza in piedi. Bravo! Grazie a Plebiscito che ha avuto il coraggio di tirarne fuori. Grazie a tutti voi altri che sei qua stasera a mostrare la faccia a qui che vi filma per la Digos o per chissà chi. Noi ancora capita che siamo stufi di fare i mus da somma, essere spremuti e dei prediconi inutili, vero Napolitano? Italia va via da qua, dalla nostra terra sacra, che se andiamo a riscattare con sangue e con sudore. Mi piange il cuore, ogni giorno sapevo come a tutti voi altri. Sono sicuro che dentro il cuore abbiamo tutti i nostri fratelli che è in prigione. Io avevo qua ogni momento mi non riesce a mangiare, a far questo, a far che altro, se non dico, e loro è là dentro. E li penso tutti, Franco, tutti quanti. Però in particolare, scusami, mio Lucio, sono al padrino De Marco il secondo fiol, al padrino è quel che fa le veci del papà quando il papà non l'è, e il suo bocce, i bocce di tutti loro, i nostri bocce, non stende a smentecarli. Allora Lucio è in sciopero della fame e mi pensa cosa potete farno Andri, cosa posso farmi? Allora il mio pensare, fai il sciopero della fame in cammino. Per il sciopero della fame anche a voi altri, da domani per ogni veneto in prigione che sia un veneto fuori che si dà staffetta e smettendo di mangiare un giorno e che a vedere se ben paura di loro usano la violenza e noi altri rispondendo con la nostra forza di volontà irremovibili, non devono di un millimetro, andiamo avanti per via silori. Gianluca che è bravo a organizzare, mandeghe una mail che dice mi dai 24 ore del mio tempo e oggi non mangio e non beve. In tanti chissà che non siamo vinti, 200 2000 che rinuncia. Finché noi è liberi, che io sappia che quella ferita non è soltanto per i patrioti in prigione, lega per i patrioti che fanno con la bandiera in piedi. Siamo qua, fratelli dei lori, fratelli e sentite dentro il cuore, lo sentite dentro il nostro cuore. È questo che le fa paura ai repressori, perché lui le ferma con le sue paure, con le sue armi, con i suoi giudici, con i suoi tribunali, perché dentro il cuore l'idea non si spegne, lei è più forte delle sue catene. Bravo! Vi dico un'ultima cosa,
nel 1997 mi avevo lanciato un appello, perché avevo detto, siccome che era l'8 maggio, si andava verso giugno, verso le ferie, verso le vacanze, e avevo detto a chi che ha possibilità, porti in vacanza i fiori dei Serenissimi. Lucio e la Barbara, gli ha portato a Caorle, naturalmente a spese sue in pensione, al fiol e la moglie di Luca Peroni. Ecco perché non potete smentegarli. Anche per questo non potete smentegarli. Gli è Serenissimi loro tanto quanto gli altri. E per concludere ricordate che il potere non è a Roma, al potere è dove che si lavora, là è il potere, al potere è nella nostra Venezia. Allora viene la possibilità di farsi rispettare. Ma cosa voglio chi capisse lori? Mi vai ogni ora a vedere se arriva gli ordini. I versi del negozio, la porta a vedere se viene dentro qualche dun. Se là che c'è appena aerei, fai 1000 chilometri a settimana. Se in qualche morin perché non riusciamo a portare a casa lavoro i nostri operai. Cosa ha avuto chi capisse di queste ansie a Roma? Noi altri vede la sacralità, la passione del nostro lavoro. Bravo! E non è permettente chi ne porte via, non è permettente più, l'Italia sei finita, te lo dico in italiano. Patrioti che siete in prigione, vi tireremo fuori con il nostro sacrificio. Mia mamma mi diceva, la settimana santa tu fatto un fioretto, bene, adesso fai un fioretto e tirano fuori altri, con la nostra forza di volontà, e la nostra forza di volontà è più forte della sua repressione e della sua violenza. Veneti liberi! Veneti! Veneti! Veneto! Donne e uomini veneti! Per terra e per mare! Grazie a tutti voi altri! Io fermo